Condividere, condivido, quindi Sì. Allora, dovremmo essere live. Benvenute e benvenuti. Io mi chiamo Sabatina Napolitano. Questa sera avremo un incontro nutritivo e entusiasmante con un esperto origamista, Roberto Gretter, e inizierò un po' a presentare Roberto. Nel frattempo volevo condividere sulla mia pagina la diretta in modo che tutti possano poi vederla. Nel corso di questa intervista, se possiamo così definirla, vedremo anche dei modelli che Roberto ci mostrerà e anche delle altre chicche che ha riservato per noi e che solitamente lui mostra a chi ne vuole sapere di più. Allora, Roberto Gretter è stato per tanti anni il direttore del Centro Diffusione Origami, CDO, e ha cominciato quindi poi a creare dei modelli. Creare dei modelli di origami che cosa significa? Poi lo andremo a vedere. Significa proprio progettare dei piccoli modellini a partire principalmente da un unico foglio di carta che poi nel piegarsi dà vita a delle forme. Quindi lui, grazie a questo studio che poi ha affrontato, è riuscito a sperimentare di modelli di origami modulari, tassellazioni, origami di movimento, figurativi di ogni complessità. Quindi ha partecipato a mostre nazionali e internazionali, è stato ospite speciale a diversi convegni di origami all'estero, ma anche in Italia, ha tenuto quindi corsi e laboratori, ha scritto diversi articoli tecnici e ha collaborato anche col MUSE, per cui un modellino proprio di Roberto Gretter è stato portato sulla Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Paolo Nespoli nel 2017. Poi ha partecipato a TED per Trento per parlare appunto degli origami e ha dedicato anche dei corsi di origami su internet, su YouTube, che si possono vedere, e parte di questi si possono anche trovare in degli spunti di didattica. Ecco, al di là di questa presentazione, Roberto, se tu vuoi dire qualcosa di diverso. intanto grazie per avermi invitato per questa opportunità. Sono un filino emozionato, ma insomma cercheremo di sopravvivere anche questa volta. No, non ho nulla da aggiungere. Sono tuttora socio del Centro Diffusione Origami. Sono stato presidente per 8 anni, non direttore, però cambia poco. Il Centro Diffusione Origami è comunque un'associazione senza scopo di lucro che raccoglie gli origamisti italiani, e simili associazioni ci sono in tutto il mondo. Al momento gli origamisti iscritti al CDO sono circa 400-500, e questa è un pochettino la dimensione del mondo origami, almeno in Italia. Sì, in effetti se senti qualche suono penso che ci sono le partite. Non volevo mettere le cuffie, ma qui quando c'è la partita, e vabbè. Allora, noi abbiamo cominciato a parlare degli origami inquadrando un po' quello che tu hai fatto fino ad ora, però gli origami, come noi sappiamo, hanno una storia
antica. Infatti ori e kami significa appunto piegare la carta, però kami significa anche divinità, quindi nell'atto di piegare la carta, nella ritualità, c'è tutto quello che comunica l'eleganza di un rito, di una gestualità che comunque realmente trasforma e realmente avvicina alla divinità. C'è stato un maestro giapponese, quindi successiva alla diffusione degli origami, che si fa partire intorno al secondo secolo d.C., un grande maestro degli origami è stato appunto Akira Yoshizawa. Io volevo sapere tu come ti ponevi rispetto a questo maestro, rispetto alla tradizione orientale, se c'è una vera differenza tra gli origamisti europei e quelli proprio orientali. Ma dici bene che origami viene da due parole giapponesi, ori e kami, che significano piegare carta, e in effetti l'origami è proprio questo, anche se col termine origami si indica anche il modello realizzato. In realtà la bellezza dell'origami sta nell'atto di piegare, e questo è uno degli insegnamenti anche che vengono da Akira Yoshizawa, che è stato indubbiamente riconosciuto a livello mondiale quello che ha elevato l'origami a livello di arte nel mondo, in Giappone prima e nel mondo poi. Lui ha fatto tutta una serie di mostre itineranti anche nel mondo occidentale, è venuto anche in Italia. Non era un personaggio particolarmente simpatico, mi dicono chi l'ha incontrato, era piuttosto rude, diciamo. E comunque il suo contributo all'origami è stato inestimabile, e tutti i grandi maestri hanno detto che si sono ispirati a lui. Io francamente mi sono ispirato ad alcuni maestri che hanno preso da lui, perché lui direttamente non l'ho conosciuto, e anche la sua produzione di modelli è stata immensa. Si parla di decine di migliaia di modelli, il che sembra impossibile. In realtà lui considerava come modelli diversi piccole variazioni dello stesso modello, tipo un animale, lo stesso animale, una pecora, in due posizioni lievemente diverse, per lui erano due modelli diversi, cose del genere. I suoi diagrammi ha diagrammato, ha anche contribuito in realtà a definire quelle che sono i simboli universalmente riconosciuti adesso dell'origami, che sono quelli che permettono di tramandare un modello. Normalmente uno inventa un modello, e quindi ogni modello ha in realtà un autore, magari più di uno, se più persone indipendentemente inventano la stessa cosa che è successa, e per modelli facili succede tutti i giorni. E però una volta che il modello è in qualche maniera stabilizzato, cioè l'autore decide che ok, va bene così, è un po' come una musica. Uno può inventarsi una canzone e poi la modifica, cambia le parole, cambia la melodia, eccetera, finché non decide che è matura per essere registrata e cominciare a fare la sua strada nel mondo. La stessa cosa succede con gli origami. Quando tu decidi che il tuo modello è maturo, lo diagrammi, quindi disegni la sequenza di mosse che permettono a qualcun altro di realizzare lo stesso modello. Ecco, lui ha contribuito, questo è stato un altro dei suoi contributi fondamentali, a definire le regole della diagrammazione. Però i suoi diagrammi sono in qualche modo... allora, lui ti mostra la foto di un modello, ok, che è fantastico, poi ti fa i diagrammi e tu ti accorgi, piegando i diagrammi, che non viene quel modello, viene un modello molto semplificato rispetto al suo. Tipo, aveva degli uccellini, dei passerotti fantastici con gli occhietti e tutto, tu pieghi i suoi diagrammi e gli occhietti non ci sono proprio. Quindi vuol Ah, dire che lui, insomma, questa cosa un pochettino ogni tanto disturbava. Ad ogni mm, modo,
sicuramente lui è stato un punto di riferimento per tutti gli Assolutamente. origamisti di tutto il mondo. Sì. Volevo dire una cosa sul ruolo del Giappone. In realtà è un filino sovrastimato il ruolo del Giappone nell'origami. La stessa parola origami è una traduzione dal tedesco Papierfalten, che significa piegare la carta, e che è un termine che è stato introdotto da Froebel nel 1800 e rotti. Alcune delle sue allieve, un paio delle sue allieve, eh, dopo aver fatto i suoi corsi, io ho visto anche i risultati di questi corsi, sono delle specie di tesine che erano una fisarmonica di fogli di carta piegati e incollati su questa fisarmonica. In pratica la tesina era un libro che era un'unica pagina piegata a fisarmonica che se uno la svolgeva diventava lunga 5-6 metri e su ognuno dei fogli di questa fisarmonica c'erano 4-5 modelli che dovevano piegare per imparare il metodo di Froebel. Comunque un paio delle sue allieve dopo sono emigrate in Giappone, hanno sposato dei giapponesi e lì hanno portato questo metodo, quindi hanno fatto in qualche modo riscoprire l'origami e il termine origami viene da lì, quindi viene dal tedesco Papierfalten nel 1800 e passa, insomma. La stessa carta è stata inventata molto probabilmente in Cina, non in Giappone, e quindi è probabilmente più un'arte cinese che giapponese come origine, però qui stiamo facendo speculazioni. Ad ogni Sì. modo, tantissimi degli attuali migliori origamisti al mondo sono giapponesi. In realtà ce ne sono di ottimi in tutto il mondo, quindi. Sì, tu oggi mi dicevi addirittura che molte origamiste sono donne, la maggior parte sono donne, però poi quelli che fanno girare i modelli alla fine sono gli uomini, che Sì, diventano alla fine. il numero di piegatrici è molto maggiore del numero di piegatori, quindi gli origamisti femmine sono molte di più rispetto ai maschi, e viceversa, anche se le cose ultimamente stanno cambiando, il numero di creativi, cioè quelli che inventano modelli, sono molto di più i maschi che Sì, le allora femmine. tu hai parlato quindi anche di origami figurativi, modulari e tassellazioni. In particolare il modello che tu hai proposto, che è anche quello più celebre, è il modello della carrozzina. Non lo so se tu ce ne potresti far vedere uno e ci potresti spiegare come hai realizzato questo modello, perché tu oggi mi dicevi che al momento saresti capace di fare un modello per qualsiasi cosa ti venga chiesto. Però chiaramente il problema dell'origamista qual è? Quello di, a parte sviluppare un modello che sia gentile, che sia bello, ma anche che siano belle le mosse, tra virgolette, da fare nel momento in cui si viene a creare l'origami. Quindi tu mi hai spiegato che la ruota della carrozzina ad essere il perno principale, la magia del tuo modello. Se ce lo puoi illustrare. Sì, e poi mi sono dimenticato di andare a cercare gli altri modelli legati alla carrozzina, quelli che l'hanno un po', che hanno un po' permesso di arrivarci. La carrozzina è questa qui, è un Eccola. modello completamente tridimensionale da un foglio di carta quadrato. Normalmente i figurativi sono da un unico foglio di carta. Okay? Qui c'è un soffietto e questo soffietto è quello che permette di ottenere gli strati di carta che poi vanno giù, okay? Seguono questa riga e vanno a espandersi, a formare prima una e poi l'altra delle ruote. Dall'altra parte ce ne sono altre due. La mia prima ruota era solo la ruota e in pratica andava a tagliare un foglio lungo in questa maniera qua, cioè la ruota
diventava questa che veniva in qualche maniera arrotolata così e tutta la carta poi spariva. Con questo meccanismo io avevo progettato un triciclo sfruttando un rettangolo tipo 5x1 dove le 3 ruote del triciclo erano in queste posizioni. Questa è la ruota centrale, quella davanti, e queste le 2 posteriori che piegandosi così andavano a formarsi. Viceversa, quando ho fatto la carrozzina, quello è stato in qualche modo un salto evolutivo, perché la ruota non è più non sfrutta più il lato corto di un rettangolo, ma se questo è il quadrato, le 4 ruote sono in queste posizioni qui. Sono 2 sopra e 2 sotto. E dici bene, la sequenza con cui uno arriva al modello è molto importante, perché origami, come dicevo, è piegare la carta e uno deve trovare soddisfazione nel piegare la carta. Quindi abbiamo delle mosse belle, delle mosse faticose, ok? Delle mosse eleganti. Il twist è una delle mosse più eleganti che ci siano. Può diventare un incubo se uno non sa come farlo. Io ricordo che il mio primo twist, che era un twist quadrato, quindi 4 alette che girano, ci sono stato su mezz'ora, sicuramente più di mezz'ora, a cercare di convincere la carta a fare quello che avrebbe dovuto fare, e il risultato alla fine era abbastanza penoso perché la carta si stropiccia. In realtà quello che tu devi cercare di fare con la carta è dialogare con la carta. Cioè ci sei tu e c'è il foglio di carta. E tu devi convincere la carta a fare le mosse che tu vorresti che lei facesse. Ok? È un dialogo tra te che pieghi e il modello che si viene a creare, il foglio di carta. Sì, Dicevamo un attimo, hai parlato di figurativi che normalmente sono fatti con un foglio solo, di modulari come questo, che sono fatti incastrando diversi moduli, ok? Senza colla. Quindi in questo caso si possono usare tanti fogli di carta. Se io provo ad aprirlo, vedo che non c'è colla che tiene assieme tutto, ma ci sono degli incastri, ok? E hai parlato di tassellazioni. Le tassellazioni sono un qualcosa che, qua ce n'è una, questa è una tassellazione che mostra in pratica un nido d'api e può essere esteso quanto si vuole, nel senso io basta che faccia una griglia più fitta all'inizio e invece di avere una ventina, non so quante sono, di cellette, ne posso avere 1 miliardo di cellette. Okay. Quindi queste sono le 3 tipologie principali di origami. Ah, qui c'è anche un'altra tassellazione. Qui si vede bella, bene. Ok. bellissima, E questa è una tassellazione che va a formare una racchetta da tennis. bellissima. È un Questa po' non uno la... scherzo. Qualcuno l'ha presa questa come una sorta di, come si dice, di parodia del Koi. Il Koi è un modello di Robert Lang, famosissimo. Il Koi è la carpa giapponese e nella sua versione lui è riuscito a mettere le scaglie sul pesce. Il risultato è questo qui. Sì, Ok? Questo è il koi e se uno va a vedere da vicino vede che ci sono tutte le scaglie. Questo è un unico foglio di carta. In realtà prima si piega il tappeto di scaglie e si ottiene un foglio quadrato che ha un sacco di scaglie un po' da tutte le parti e poi una volta che uno ha questo tappeto di scaglie piega il pesce e ottiene questo pesce completamente tridimensionale con le scaglie. In realtà questo questa è tecnica è perfetto. stata, è stata introdotta per la prima volta da Eric Joisel, Cioè, sì. un francese che ha fatto il pangolino, che è uno dei suoi modelli più
più famosi è il pangolino gigante, è quello con cui sono entrato al TED per Aspetta. Trento. È un modello pieno di scaglie. Ma Roberto, ma tu quanto impieghi, tu da esperto, quanto impieghi per esempio a fare, a costruire un modello come il pangolino, come la carpa? Questi sono probabilmente i più lunghi da piegare. Eh, Credo che il pangolino e la carpa, se uno va, non ho mai misurato, non è misurabile, sono dei modelli che ti porti avanti per giorni, settimane, anche mesi, e quando hai tempo vai lì e ci lavori un pochettino, però credo Mm. che sia quantificabile in una quarantina di ore di lavoro, un modello del Ah, genere. 40 ore. Sì. Mentre modelli normali, anche complessi, questo è un altro modello, è un modello di Robert Lang, che è uno dei teorici, è un unico quadrato di carta, ok? E con un unico quadrato di carta, senza tagli e senza nient'altro, uno riesce a ottenere questa specie di questo insetto che ha sei zampe, un numero imprecisato di corna ramificate in tutte le maniere, è tridimensionale, eccetera, eccetera. Questo è un modello complesso, non super complesso, ma complesso, e in 3 ore lo si piega. Ah, c'è anche Ci lo vuole la carta scorpione. giusta, ci vuole tutto quello che vuoi. Lo scorpione, che è un altro modello di Lang, questo è il miglior scorpione, secondo me, che sia stato Progettato. progettato. Un'altra delle cose che volevo dire è che non esiste, ad esempio, la rana origami. Esistono tante rane origami e ogni autore può inventare la propria. Ok? Questo è lo scorpione migliore che io abbia trovato, è molto elegante, molto bello, molto ben proporzionato e ci vogliono tipo un paio d'ore a piegarlo. Ci E vuole la la carta giusta tipo- perché un modello del genere così complesso, se non ha la carta giusta, non ce la fai a farlo, ti si rompe. Sì, poi noi dicevamo che per gli scorpioni ci sono anche gli scorpioni solo coda e chele, quindi senza zampe, invece quello di Lank, avendo le zampe, è quello più completo alla fine. E il modellino aperto è praticamente un cerchio centrale, e poi ci sono tutti gli altri cerchi che sono proprio la punta delle zampe. Tu l'hai Sì, posso mostrare un... poi se ce lo puoi mostrare, anche se comunque l'hai mostrato anche a TED per Trento, però per rendere l'idea come da un fogno poi si sì, cioè, costruisce. cerco di condividere lo schermo e Ecco qui. cominci a vedere? Ecco qui, sì, vediamo. Ok, allora questo è lo scorpione Varileg di Robert Lang. Varileg significa che ha le gambe di lunghezza variabile. Allora, noi vediamo al centro lo scorpione, che è esattamente quello che vi mostravo prima, è proprio lui, piegato tra l'altro con una carta fantastica. Sotto c'è lo stesso scorpione piegato e riaperto, quindi quella è la carta usata per piegare e riaprire uno scorpione identico. E su questa carta, questo è quello che viene chiamato il crease pattern, o mappa delle pieghe, e si vedono le varie zone della carta. Cioè, in pratica, uno deve immaginare un ombrello per capire questo meccanismo, cosa sono questi cerchi. Un ombrello aperto è la carta che mi serve per piegare una punta. L'ombrello chiuso diventa la punta. Okay? Il cerchio centrale azzurro rappresenta in questo caso la coda e il raggio di quel cerchio è la lunghezza della coda. Gli 8 cerchi che sono sul bordo della carta rossi invece sono le zampe e uno può notare che i 2 cerchi in basso sono i più grandi e poi mano a mano che sale ai bordi i cerchi diventano via via più piccoli. Ok? E quindi queste sono le posizioni delle 8 zampe. In verde ci sono le 2 chele, che in realtà questi non sono esattamente dei cerchi, sono qualcosa di diverso perché abbiamo il braccio della chela che è assimilabile alla zona verde
e la punta della chela in realtà sono 2 punte, quindi lì ci sono altri 2 cerchietti che non sono mostrati. Il Crisp pattern vero, quello di Lang, è questo qui invece, questo è quello pubblicato, con tutte le curve e le pieghe principali di lavoro. Per ottenere questo modello lui ha usato del software che lui stesso ha progettato, e questo modello in pratica va a implementare una tecnica che lui ha prima teorizzato e poi implementato per progettare degli origami. Qui uno vede che ha tante punte e ogni punta è un cerchio. Ci sono anche delle punte che poi non vengono usate, vengono nascoste all'interno del modello, però fanno parte della struttura del modello. Ci sono però anche delle altre cose, quelli che vengono chiamati i river nella sua teoria, che sono delle zone di carta che separano gruppi di punte. Ad esempio, le due chele di sinistra sono separate dal resto dello scorpione da un braccio, che è quello in verde. E queste sono tutti i river, tutte le porzioni di carta che vanno a separare tutte le punte, tutte le zampe. Quindi le zampe non sono solo di lunghezza via via decrescente, mano a mano che avanzano verso il davanti dello scorpione, ma sono anche topologicamente separate tra di loro di una quantità che è costante, e sono i vari fiumiciattoli, quello viola, quello rosso e quello giallo. Quindi lui ha sviluppato questa teoria fantastica e ha anche costruito questo software che tra l'altro uno si può anche scaricare, si chiama Treemaker, per progettarsi i propri origami. Chiaramente se uno si affida al software per progettare gli origami si perde parte del divertimento, perché non è più lui che progetta, ma è il software. Comunque questo è lo scorpione di Lang. Bene, noi abbiamo parlato anche del fatto che nella didattica a vari livelli viene comunque utilizzato l'origami, anche a livello più complesso, tipo anche a livelli universitari. Quindi per la didattica, per le scuole medie, alle superiori, comunque si fa riferimento sia alla geometria di base che alla geometria quella più completa, quella più approfondita, come per esempio il frattale e tante altre soluzioni. Ecco, io credo che sia prima o poi opportuno, secondo me, integrare questo tipo di tecnica, di scienza, perché l'origami è anche una scienza nelle scuole, anche per avvicinare, perché tu oggi ad esempio mi facevi vedere un triangolo che è equilatero e quello è proprio un esempio di geometria elementare che si può fare ai ragazzi che studiano la geometria, quindi è anche bello sottolineare di come l'origami può disciplinare i ragazzi sulla concezione dello spazio, sulla misura, quindi sì, io credo nella didattica degli origami. La domanda che però io ti volevo chiedere al tuo livello è sul discorso evolutivo. Ehm, Qual è secondo te l'evoluzione degli origami? Quale potrebbe essere nella storia? Quella di creare sempre nuovi modelli o ci potrebbero essere delle altre aggiunte di funzionalità? Ad esempio, per gli origami vengono utilizzati anche, è stato utilizzato anche un modello che è stato mandato nello spazio, un modello che si apre e si chiude, quindi probabilmente le derive potrebbero essere anche in altre scienze, quindi proprio i modelli degli origami, anche i software degli origami possono essere utilizzati anche da altre scienze. Sì, c'è un sacco di carne al fuoco qua. Partiamo con la didattica. Eh, Quando ero presidente del Centro di Diffusione Origami, ho in pratica coordinato il gruppo di lavoro che ha dato origine ai primi 3 convegni italiani, che sono stati tra i primi anche al mondo, su origami e didattica, rivolti per la prima volta non a origamisti,
ma a insegnanti che vogliono usare l'origami nelle loro classi. E quello che è emerso da tutte le presentazioni che sono state fatte in questi convegni e dall'esperienza degli insegnanti origamisti che hanno ottenuto gran parte dei corsi che sono stati fatti, è che l'origami in realtà va a coprire un sacco di discipline. Il motivo principale per cui io faccio origami è che è una magia. L'origami è la magia della trasformazione, cioè tu prendi un foglio di carta, lo guardi e gli chiedi tu cosa vuoi diventare, ok? E poi lo trasformi. E questo trasformare un pezzo di carta in qualcosa che può diventare lo scorpione, piuttosto che la racchetta da tennis, piuttosto che qualsiasi altra cosa, questa è una magia che ti colpisce dentro. Chiunque faccia origami, chiunque abbia piegato anche un modello semplice, nel momento in cui lo finisce e vede che ha realizzato qualcosa, ha una soddisfazione incredibile. Questa è una magia. L'origami chiaramente aiuta tantissimo a migliorare la manualità e la precisione. Se tu vai in una classe e distribuisci i fogli e dici piegate il foglio a metà, ok, che è la base di qualsiasi aeroplanino di carta che una volta si faceva, puoi aspettarti che 3/4 dei bambini della classe non siano capaci di piegare decentemente il foglio a metà, dove decentemente non significa esattamente, significa che non sia fuori di 1,5 cm. Ok? E facendo origami uno impara la manualità, perché deve usare effettivamente le mani, e impara un po' alla volta a essere preciso. Dopodiché, nel momento in cui tu cominci a piegare un modello, cominci a vedere cosa potrebbe diventare. Cominci nelle figure intermedie a intravedere qualcosa e questo va a stimolare la fantasia e la creatività. E fare origami stimola anche la memoria, perché soprattutto quando tu pieghi un modulare come questo, che sono 30 moduli, devi ricordarteli i moduli. La prima volta segui le istruzioni e te lo fai spiegare, la seconda anche, dal terzo modulo in poi lo ricordi. Ok? E quindi impari a usare la memoria. Impari ovviamente geometria e matematica. Se tu prendi un foglio di carta, pieghi qualsiasi cosa e lo riapri, vedi questa mappa delle pieghe e puoi trovarci tutte le geometrie del mondo, da quelle banali a quelle complesse tipo i frattali che dopo mostrerò. Frattali. L'origami è importantissimo anche per quanto riguarda la terminologia e il linguaggio. Quando tu descrivi, una delle tecniche che uso io per insegnare un modello è descrivere passo passo quello che i ragazzi hanno davanti, i ragazzi, gli adulti, insomma, che chi sta piegando ha davanti, per far capire quali sono i punti di riferimento. Io mi invento la fattoria marziana col cielo marziano sullo sfondo e la scia dell'astronave, che è una delle pieghe, per dire. E dico, ok, adesso portate il tetto della fattoria esattamente sulla scia dell'astronave. Ok? Questo permette sia di memorizzare una sorta di storia che ti permette poi di ricostruire il modello ripensando alla storia, sia anche di usare la terminologia corretta, perché un sacco di volte viene fuori, buono, adesso abbiamo fatto la diagonale, adesso facciamo la bisettrice tra la diagonale e il lato sotto, per dire. Quindi anche sulla terminologia e il linguaggio sono molto importanti. La cosa principale è che l'origami piace soprattutto ai ragazzi e siccome c'è matematica e geometria sotto, è una ottima maniera di fargli apprezzare la matematica e la geometria. Loro facendo origami fanno matematica e geometria. Io spessissimo mi fermo a un certo punto, abbiamo fatto una griglia 4x4, una griglia 2x2, ok? Riaprite e gli chiedo, ok, quanti quadrati ci sono? Allora uno subito dice 4 e poi qualcun altro dice 5 perché c'è anche quello grande, ok?
qualcun altro dice 10, perché se giro il foglio ce ne sono altri 5. E se uno invece di avere una griglia 2x2 ha una griglia 4x4, allora a quel punto e uno fa la stessa domanda, la prima risposta è 16 perché ci sono 4x4 quadratini piccoli, poi qualcuno dice 17 perché c'è anche quello grande, poi qualcuno comincia a vedere che ci sono anche i quadrati da 2, ok? I quadrati da 2, uno ne vede prima 4, che sono 1, 2, 3, 4. Poi qualcuno vede anche quello in mezzo. E dopo un po' qualcuno vede anche quelli a metà dei lati. Quindi scopre che ci sono 9 quadratini, 9 quadratini da 2 e 9 è 3x3, mentre 16 è 4x4. Quindi uno riesce a far fare matematica anche su queste cose qua. Sì, in effetti tu hai detto che ci volevi mostrare il frattale non lo so, come modello, perché sarebbe Oh, anche sì. interessante vedere come invece i più, eccolo, sì, questo una volta Questo è un aperto, frattale. ah, Un frattale è una figura matematica dove la stessa struttura, in questo caso i 12 petali, che sono tutti uguali, si ripete a un livello più basso, quindi i 12 petali hanno esattamente la stessa forma dei petali esterni, però sono più piccoli. Poi c'è un terzo livello che ha ancora la stessa forma ma via via più piccoli, quarto livello, questo ha un frattale a 4 livelli e mezzo. E questo è un unico foglio di carta. Ci si può convincere facilmente che questo sia un unico foglio di carta nel momento in cui lo si apre. E la cosa meraviglioso, incredibile di questo modello non è tanto che lui si apre, ma che si richiude. il fatto che lui si chiude. E Bellissimo. la carta ricorda tutte le pieghe che ha visto e quindi permette di fare questi giochetti qui. Bello. Se vuoi vedere un attimo di matematica, di geometria origami, ti faccio un paio di esempi velocissimi. Anche per i più grandi, per i più piccoli abbiamo detto a che cosa può servire un origami, anche proprio per gli studiosi, quelli che lavorano con i modellini. Ecco perché io mi ero segnata dei nomi di alcuni origamisti, Robert Lang, Roman Diaz, Satoshi Komiya, Camilla. Kamiya, Jan Din, Eric Josel. Ecco, un attimo che... Allora, vedi? Questa sì, è Ok, molto... allora sono solo tre pieghe, si piega mm, la, la- il- la metà centrale e si portano i due angoli al centro facendo partire le due pieghe dagli angoli in basso. Quello che si ottiene è questa figura qua. Ora, questo è un trapezio è il complessivamente gattino, in cui poi ci verrà il sono gattino, sì. quattro triangoli, due bianchi e due verdi. Sì, Quello che io chiedo è il triangolo verde grande, che triangolo è? E la equilibrio. risposta è un triangolo equilatero. Mm. È sicuramente isoscele per simmetria, però è anche triangolo. E perché è triangolo? Perché i suoi tre lati sono in realtà, in origine, tre dei quattro lati del quadrato. Siccome i lati del quadrato sono tutti uguali, anche i lati del triangolo sono tutti uguali e quindi è equilatero. E quindi Sì, come conseguenza questa è una maniera semplicissima di trovare esattamente 60 gradi. Questo è un esempio di geometria, diciamo, molto semplice. elementare. Poi si va Questo è complicando un fin altro tanto che... esempio. Uno ha un foglio di carta, non occorre in realtà tracciare tutte queste pieghe, vengono tracciate solo per capire che questi punti sono equidistanti tra loro. Perché teorema di Talete, noi abbiamo una serie di pieghe parallele, che sono quelle diagonali, diagonali non a 45 gradi, diciamo, e i 5 punti i 6 punti sono equispaziati e anche questi punti sono equispaziati, sempre per il teorema di Talete. Sì. Quindi marcando semplicemente queste tre posizioni, tracciando queste due pieghe e quest'ultima piega, uno trova esattamente un terzo e due quinti, quindi riesce a fare una divisione in terzi e in quinti che non sono esattamente banali normalmente, e uno ci riesce con pochissime pieghe.
In realtà esiste una vera e propria geometria origami che è stata dimostrata essere più potente della geometria riga e compasso, che è quella che si studia a scuola. Volevo far vedere un'altra cosa, se la trovo. Ok, il problema della trecolorazione per i più grandi. Consideriamo dei solidi in cui in ogni vertice arrivano 3 spigoli, esattamente 3 spigoli, e abbiamo il problema di fare in modo che in ogni vertice arrivino sempre 3 spigoli di colori diversi. Ok? E questa è la procedura per fare questa cosa qua. E uno può impostare questa procedura. Allora la prima cosa che deve fare è disegnare il grafo del solido. E qui vediamo il grafo relativo a un cubo o il grafo relativo a un dodecaedro. Cioè bisogna in pratica, è come se fosse elastico e tu lo apri e lo spiattelli sul foglio, ok? E questo è quello che ottieni. Nel cubo hai essenzialmente 6 quadrati, alcuni sono distorti, diventano dei trapezzi. Il sesto, che sono i sei lati, è il perimetro esterno. Nel caso del dodecaedro abbiamo 12 pentagoni e su questo grafo uno deve trovare quello che viene chiamato un ciclo hamiltoniano. Questi sono alcuni dei solidi. Quello sulla destra è il pallone da calcio. Questi sono i pentagoni del pallone da calcio, che sono 12. In realtà è una via di mezzo il pallone da calcio tra il dodecaedro e l'icosaedro, mentre in bianco rimangono i 20 esagoni regolari. Comunque su questi bisogna trovare un ciclo hamiltoniano, che non è altro che un percorso, tipo unisci i puntini, dove tu devi toccare tutti i vertici senza ripassare mai 2 volte dallo stesso percorso. Complicatissimo, per esempio, Okay? molto Quindi in complicato. rosso tu hai trovato il ciclo hamiltoniano di questo. Mm. Ora, è sufficiente in questo ciclo hamiltoniano prendere 2 dei colori e alternarli, ok? E tutti gli altri vertici, quelli che non fanno parte del ciclo hamiltoniano, vengono messi del terzo colore. In questa maniera uno riesce a ottenere una colorazione, riesce a risolvere il problema della trecolorazione su qualsiasi grafo. Questa è la stessa cosa applicata al dodecaedro di prima, e questo è il risultato. Quindi Però questo è un po' di matematica un po' più di alto livello, diciamo, che si può ottenere. questo viene spiegata nella geometria origami. Per dire, io mi trovo a fare, voglio imparare, quindi utilizzo uno di quei libri dove c'è tutto lo schema da poter utilizzare, però in questi libri con la geometria origami per costruire modelli c'è disegnato il colore che si deve usare, c'è tutto spiegato, no? C'è spiegato come farlo. Ecco, Questa è la bibliografia da cui ho tratto molte delle mie cose. Quello che ci interessa in questo momento è l'ultimo, Project Origami, che è un libro di Tom Hall, che è quello che ha formalizzato un sacco di cose. Questo libro non è un libro normale di origami, è un libro di didattica. Ci sono una serie di schede, una ventina di schede, ognuna affronta un problema, ad esempio quello della trecolorazione, quindi presenta il problema, ha delle schede che sono quelle che verranno date agli alunni e poi descrive la soluzione. Quindi è tutto il ciclo e ci sono dei problemi che sono banali e dei problemi che invece sono molto complessi. sì. Voglio far vedere un esempio. Questo è un foglio di carta. Un attimo Okay? che metto più vicino, ecco. Ok? Voglio dividerlo in 3 parti uguali. Come faccio? Imposto una cosa del genere e faccio una prima ipotesi di un terzo. Ok? Questo è la mia prima ipotesi di un terzo. Questo non è un terzo esatto, ok? Questo è un terzo più un errore.
adesso spero venga dritto, Mm. ok? Quello che rimane dall'altra parte è 2/3 meno lo stesso errore. Ok? Se io li sommo, questi due fanno 1. 1/3 più 2/3 fa 3/3, cioè 1, errore meno errore si annullano. Ok? Se adesso io prendo l'angolo lontano e lo porto sul segno che ho fatto, divido esattamente a metà questa parte qui. Quindi quanto vale il primo pezzo? Divido a metà questo, quindi ottengo 1/3, sono più capace di scrivere, meno, sorpresa, ottengo 1/3 meno errori diviso 2, perché devo dividere per 2 il 2/3, che mi diventa 1/3, ma devo dividere per 2 anche l'errore. Quindi vuol dire, se qui io stavo sbagliando, ero fuori di 1 centimetro, Mm. il prossimo colpo sono fuori di mezzo centimetro. Quando ripeto il procedimento dall'altra parte, che è quello che devo fare, dimezzo ancora l'errore, quindi da mezzo centimetro diventa 1/4 di centimetro. E vado avanti così finché l'errore praticamente non si annulla. Normalmente dopo 3-4 colpi al massimo uno ha un errore che è trascurabile e se ne accorge perché i segni vanno a sovrapporsi. Quindi questa è una maniera generalizzabile con qualsiasi n, cioè se io voglio dividere un foglio in quinti o in diciassettesimi, che è quello che mi serve per fare un modello che mostrerò dopo, lo posso fare con questa tecnica. E questa è un'altra tecnica matematica e in pratica è una versione origami dei limiti, Giusto. perché uno ha una successione di punti che si avvicinano sempre di più a 1/3 da una parte e a 2/3 dall'altra parte. Quindi anche questa è un'applicazione pratica dei limiti che si studiano al liceo. Sì, quale modello volevi farci vedere? Eh. Allora, Io volevo vedere i gioielli origami. Belli. dopo arriviamo anche ai gioielli origami. Aspetta che sto cercando. Allora, serve... eh, condivido di nuovo lo schermo, ne vale la pena. Vedi? Ok, questi sono dei twist. Ok? I twist sono, tu hai un qualsiasi poligono, anche non necessariamente regolare, che ruota, per questo si chiama twist, e ti permette di guadagnare carta in tutte le direzioni. Questo è ottimo per fare tassellazioni, per fare fiori, che si chiudono peraltro esattamente in questa maniera qua, e altre cose. Per inciso, una nota storica, il primo twist di cui si ha notizia è del 1770, nell'archivio di Weimar, in Germania, e erano questi cosi qua, erano dei biglietti augurali che venivano disegnati e piegati in occasione del battesimo di qualche bambino. È Johann Sallas, un origamista un po' matto, molti origamisti sono un po' matti, che ha scoperto questa cosa qua. Ma il twist viene usato anche per costruire, questo è un progetto della NASA insieme a qualche altro elemento, tra cui Robert Lang, l'immancabile Robert Lang, e questo è una struttura di pannelli solari ripiegabili, okay? Ripiegabili in maniera furba, esattamente come si piega un fiore, d'accordo? Allora, quello che succede è che tu per portare questa roba nello spazio la devi infilare in un missile. Un missile ha una stiva che ha un diametro di 5 metri, quindi 5 metri è il massimo che tu puoi avere come spazio. Quindi pieghi il tuo coso, lo infili nel missile, lo mandi su e poi col minimo sforzo e la minima possibilità di rottura lo devi riaprire e ottenere qualcosa grande come un campo da calcio, più o meno. Questa è la struttura del loro prototipo e io non appena ho visto il video di questo coso ho detto vabbè questo devo farlo. Per cui ho fatto reverse engineering e me lo sono costruito. Questo è il modello che ho costruito
E poi, grazie alla collaborazione col Muse, eccetera, insomma, siamo riusciti a mandarlo nello spazio. Questo è effettivamente il modello. E questo è Paolo Nespoli che lo illustra e lo lascia fluttuare nell'aria dalla Stazione Spaziale Internazionale. Quindi ho piegato un modello che effettivamente è andato nello spazio. Per questo dobbiamo ringraziare questo tizio qua, che si chiama Jeremy Sheffer, con uno dei suoi modelli è il coltellino svizzero gigante, è un coltellino svizzero di carta, è un quadrato di carta, e lui è un saltimbanco che per divertire il suo pubblico si mette a fare tutte queste cose qua. Gli ingegneri della NASA hanno detto che loro non avrebbero mai potuto concepire il loro modello se non fosse stato per i modelli di questo saltimbanco, Ah, grazie. che aveva una passione incredibile eh, per i labirinti e si è reso conto che se tu hai un labirinto, ok, e consideri le piegamonte e le piegavalle come le siepi e i camminamenti, lo puoi piegare, lo puoi collassare. Allora lui, dopo aver giocato un pochettino con i labirinti storici che aveva trovato in giro come sono, si è inventato i suoi labirinti, i suoi modelli, ha costruito tutta una serie di modelli che si chiamano flasher che lui usa per stupire il suo pubblico, perché arriva lì con un robo piccolo e poi te lo apre. Ok? E adesso vi mostro il modello, questo. Questa è più o meno la coppia di quello che è finito nello spazio e che fa questo movimento. Bellissimo, sì. Ora si capisce il motivo per cui si chiama twist, perché se uno si focalizza sull'esagono centrale, ok, questo effettivamente ruota per permettere al modello di chiudersi e di aprirsi. E per aprire completamente il modello e richiuderlo è sufficiente prendere due estremità e tirarle. Okay? Per fare questo robo serve una divisione in diciassettesimi e ho usato esattamente la tecnica di prima per ottenere una divisione in diciassettesimi. In origami non si usa il righello per andare a misurare i punti, si usa la geometria origami. E questo è uno dei modelli uno dei modelli più famosi di Jeremy Sheffer. Okay? Qui si può intravedere il discorso dei monti e valli che dicevo prima. Sì. Okay? I monti sono le siepi, le valli sono lo spazio tra le siepi dove uno cammina. Quindi questo è in qualche modo assimilabile a una sorta di labirinto tridimensionale. Questo. Si apre. Quando ho il mio pubblico, io normalmente faccio questo movimento e comincio a chiedere cos'è. Questo è un oggetto di uso comune. Provate a indovinare cos'è. Non so se tu sai già cos'è. No, non l'ho visto da nessuna parte. Non l'hai visto da nessuna parte, allora stupisci. Ah, era il cappello, sì, 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 sì. Questo è il cappello. Però mi ha stupito perché forse non avevo visto bene in partenza. Bello, bello. La magia della carta, bellissimo. Questo è uno dei modelli di Jeremy Sheffer. Bello. È uno dei modelli incredibili di Sì, questo veramente. saltimbanco. In realtà modelli origami di movimento, almeno questi due devi lasciarmeli mostrare. Questo è il flexicubo, è un'unica striscia di carta. Con un'unica striscia di carta uno costruisce 8 cubetti che sono incernierati in maniera da avere questi movimenti continui. Quindi è un antistress, se vuoi. Spettacolare. Il suo papà è questo. Questo si chiama Flexicubo doppia stella. Questo è modulare, non è un unico foglio di carta. Ok? È un modulare, anche lui è composto da 8 cubetti che sono incernierati in maniera da girare della stessa maniera. Solo che questo ogni tanto cambia colore, ma non solo. Io a un certo punto posso fermarmi, posso aprire lo scrigno e posso estrarre la prima stella. Ma lui si chiama Flexicubo doppia stella, quindi ce n'è un'altra e l'altra è qui. Bellissimo. Sono due mezzi flexicubi, sono identici a parte il colore.
dove ognuno è composto da 8 mezzi cubetti, cioè questo è mezzo cubetto, Sì. questo è l'altro mezzo cubetto. Se io li accosto uno all'altro, ok, ottengo un cubetto intero. Quindi questa è una maniera non banale di dividere un cubetto in due parti uguali. Ma ce n'è un'altra. Ora, guarda questo. Questa adesso è una stella, composta da 8 mezzi cubetti. Se io la faccio girare, lei diventa una scatola per stelle, cioè una scatola che ha esattamente lo spazio per tenere una stella dentro. E anche la scatola è composta da 8 mezzi cubetti. Quindi questa è un'altra maniera di dividere un cubo in due parti uguali. Questo è mezzo cubo, la stella, e la scatola, o lo scrigno, è l'altro mezzo cubo. Bellissimo. Questo è di un giapponese, il modello origami è di Dave Brill, un inglese, e questo è il cubo di Yoshimoto, che è un giapponese che ha inventato Sì. questa cosa qua. E un italiano ha costruito una versione di questo fatto con un foglio di carta, quindi per fare tutto te ne servono due. Questo Bellissimo. italiano è Alessandro Beber, probabilmente il miglior origamista italiano. Perché tu non ti inserisci in questo. Vabbè. No, mi ha superato. No, va bene, ci sono anche gli origami gioiello, che volevo vedere. Ci sono anche gli origami gioielli. In realtà qualsiasi origami, beh, questa potrebbe essere un'ottima stella per l'albero di Natale. Questa è incredibile, ma viene tenuta assieme da riccioli. Cioè l'incastro dei modulari è qualcosa di incredibile. Sono dei riccioli, se io tiro ancora un po', questo ricciolo esce. Ci sono riccioli da 5 moduli e riccioli da 3 moduli alternati che costruiscono questa struttura geometrica. Esistono anche degli altri, normalmente quando tu hai i, i modulari, hai una struttura in cui ci sono degli incastri, ok? E questo è un tipico incastro, ok? Questi sono 3 moduli, tu metti la punta in una tasca, aspetta che adesso non riesco a vedere, ok? La punta del blu entra nella tasca del giallo, il rosso entra nel blu e il giallo deve entrare nel rosso, ok? Deve mettersi tridimensionale, deve venire fuori una specie di piramide per far questo e poi lui deve andare effettivamente dentro per realizzare l'incastro. Quindi normalmente gli incastri origami sono fatti con delle punte che entrano in delle tasche. Okay? La struttura di questo è talmente solida da permettere 555 moduli di stare assieme. Wow. Okay? Potrei parlare un quarto d'ora sulla struttura di questo. Sembrano tutti esagoni, in realtà ci sono esagoni, pentagoni ed ettagoni, ma un'altra volta. Invece esistono degli incastri come questo, che è parente di questo. Okay? Questo è il cuscino. È una struttura estremamente geometrica. Okay? E l'incastro di questo non è altro che un abbraccio, non c'è nessuna punta, nessuna tasca. Sono due moduli che si abbracciano uno con l'altro. Se riesco ad aprirlo. Ok? Questo è un abbraccio, vedi? Sì. Adesso è aperto e adesso è chiuso. È solo l'abbraccio che tiene assieme tutti e due. E la stessa cosa vale per questo. Per dire gli incastri cosa possono essere. Però uno può prendere un qualsiasi modello e piegarlo via via più piccolo. Ok? E ottenere qualcosa che, se grande era una stella, Belli. piccolo e magari verniciato con una qualche vernice che solidifica il modello, diventano degli orecchini. Belli. Belli. In origami ci sono anche le scatole. Questa è una scatola di Tomoko Fuse, praticamente il capo dei modularisti.
E se uno apre la scatola, trova 2 roselline di Kawasaki. Che belle. Dove sono qua? Ok. Ma Che sono 2 sono, orecchini. però sono state rese più dure, penso. C'è stata lavorata la Sì, sì, carta. sì, sono state verniciate, viene piegato il modello Verniciate. e poi quando è ultimata la piegatura la si intinge, la si lascia sgocciolare e diventa solida. Questi sono degli orecchini. Bellissimi, bellissimi. Di carta. Mm, sì. O si possono chiaramente fare anche degli altre cose. Insomma, comunque sì, cioè, la gioielleria origami c'è. Bisogna abituarsi a piegare piccolo, però è bello. Beh, penso che abbiamo fornito una buona lezione su quello che abbiamo fatto, poi il video lo faremo girare sui vari social, anche su YouTube, ma ci siamo recintati nell'ora, quindi non sarà difficile far girare questo intervento. Come vogliamo chiudere, Roberto, questa intervista, questa prima intervista? Mm, La chiusura la lascio a te. Io ho No, parlato anche troppo. la chiusura potrebbe essere anche quella del richiamare, di richiamare gli interessati e anche i non interessati a informarsi quindi meglio intorno proprio a quest'arte del piegare la carta che effettivamente chiede studio, chiede passione, chiede anche il coraggio di osare, di cercare sempre qualcosa di nuovo, di cercare sempre di stupire, perché poi ecco, quando si piega la carta ci si stupisce alla fine. Sì, sì. E bisogna anche Come dicevo, è una magia, è la magia della sì. trasformazione. Tu mi dicevi che era anche un dialogo con la carta, quindi con questo augurio io lascerei chi ci seguirà e niente. Nel caso in cui qualcuno seriamente interessato voglia reperire libri o modelli, puoi dare un contatto per fare in modo che ti contattino? Uno trova tantissimo materiale in rete. Per gli italiani io consiglio di andare sul sito del Centro Diffusione Origami, che è veramente un aggregatore di idee e tutto quanto. Io ho iniziato a inventare i miei modelli dopo aver partecipato ai primi convegni origami. Prima piegavo quello che trovavo, piegavo tutto quello che trovavo, senza problemi, eccetera, però lo scambio con altre persone, il vedere che uno può effettivamente inventarli, gli origami, eccetera, è stata una molla incredibile. Quindi se qualcuno è interessato, vada a cercare Centro Diffusione Origami e si metta in contatto. E se vuole provare a andare a qualche convegno, non se ne pentirà. Sai che cosa mi è venuto in mente? Oggi ci pensavo che non ho visto dei modelli di lettere, la N, la Di? S, le lettere, T, N, proprio modelli di lettere. Non lo so se non sono Ci stati sono, ci progettati, sono anche quelli. sono stati progettati, giusto? Quindi vabbè, mi Sì, sono illusa. Lang ne ha fatto una versione che è finita sul doodle di Google, Ah, ah. aveva scritto Google in origami e ci sono anche quelli. Sì, no, io dicevo le scritte sì, io dicevo proprio le singole lettere che si muovono, i moduli delle lettere proprio. Ci sono Questo sicuramente, perché sì, al sì, momento cioè molti più di un autore le ha fatte, adesso non so bene sì. quale. Però c'è una sfida in corso, originare, creare, inventare il nuovo modello di origami. Questa è una nuova sfida. Chissà, potrebbe Ce ne darsi sono. che ti contatta un appassionato che ha creato un nuovo modello, chissà. Comunque noi salutiamo tutti, grati di questo intervento. Roberto, ti sono grata veramente per quello che hai fatto per noi. Questo che cos'è? È un
Cos'è? Dimmelo tu. Eh, un cubo, certo, però che cosa proprio? Che cosa Allora, mi tira fuori? l'origami è magia, È magia. è l'arte della trasformazione. Oddio. Questo è un modello di una americana, Ma bellissima! Che bella! diventa una rosa, è il cubo rosa, Che bella! Bellissima. e poi lo si richiude. Prima i petali, prima le foglie e poi i petali e ridiventa cubo. Grazie Ti lascio Roberto. con questo. Grazie mille. Grazie di tutto. Buona Grazie a serata. te per questa opportunità. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao.